Neanche il tempo di iniziare ufficialmente la stagione balneare e già gli addetti a salvataggio si rivelano preziosi nella loro opera di assistenza. Complice la forte ventilazione, un mare mosso, un paio di bagnanti, forse un po' troppo convinti delle loro capacità, hanno avuto bisogno dell'intervento dei bagnini per essere portati a riva. Il presidio appunto degli assistenti bagnanti è secondo quello che sono le normative previste. Oggi parte anche il servizio di primo soccorso in arenile gestito dai nostri capanni che sono appunto lungo la spiaggia. Un tempo incerto e particolarmente ventoso per il mese di maggio non ha comunque fermato i pendolari e i primi turisti che hanno voluto gustarsi spiagge ancora in allestimento. La pioggia intermittente ha solo posticipato di altri 7 giorni un arrivo più concreto di bagnanti nella costa veneta. Qui abbiamo grandi spazi, sono molte le spiagge che addirittura vanno al di sopra dei 12 metri quadri indicati dalla normativa nazionale, fatta eccezione per alcune zone che sono state fenomeno di particolari azioni erosive, ma sono veramente delle rarità. Le spiagge del Veneto sono delle spiagge che offrono grande comfort, grande vivibilità e quindi possiamo dire che sono assolutamente un luogo sicuro che può accogliere i propri ospiti. Per Jesolo in particolare, chi prenota il posto in spiaggia avrà anche quest'anno una sorta di assicurazione chiamata abbronzati o rimborsati, che in caso di maltempo consentirà il rimborso con un minimo di sovrapprezzo. Ma gli operatori guardano l'organizzazione tout court dell'ospitalità. La zona di Cavallino Treporti è più vocata ai campeggi e saranno migliaia i turisti da gestire nell'ottica della prevenzione al Covid. C'è la necessità, in base al decreto, che gli ospiti che arrivano da paesi esteri debbano fare un tampone in entrata entro 48 ore dall'arrivo e in uscita entro 48 ore dalla partenza. Ecco, quello che ci preoccupa principalmente è l'uscita, quindi gestire una mole, un flusso di persone veramente rilevanti, perché qui a Cavallino Treporti ci sono giornate che chiaramente possiamo movimentare anche 20.000 persone in uscita. Questa è una cosa che chiaramente ci porta un po' di preoccupazione e che deve essere assolutamente gestita con soluzioni efficaci.